Sì, lo sapevamo che era una trasferta impegnativa e le ragazze sono state brave ad interpretarla bene. Sapevamo che trovavamo un ambiente molto agguerrito perché è affamato di punti e ne è uscita secondo il mio punto di vista una bella partita, seppur combattuta, però giocata bene sia da noi che dal Napoli, quindi usciamo da un campo molto difficile con 3 punti importanti che ci danno ulteriore morale per continuare sulla nostra strada. Sì, Eli sta crescendo con l'aiuto anche delle sue compagne, la stiamo ritrovando piano piano. Logicamente una ragazza che è stata ferma 5 mesi ha bisogno di tempo, soprattutto una ragazza giovane come lo è lei, quindi la stiamo un po' accompagnando in questo percorso di ripresa. Oggi siamo veramente felici che sia tornata al gol e abbia fatto qualche spunto importante. Abbia consolidato, secondo il mio punto di vista, una buona prestazione. Non dico ripetere il campionato che abbiamo fatto lo scorso anno, perché il campionato di quest'anno è molto più competitivo, perché la Roma si è attrezzata, il Milan è una squadra forte, l'Inter sta venendo fuori, la Fiorentina uscirà, quindi ci sono squadre importanti che sono molto attrezzate, quindi noi, avendo raggiunto questi 24 punti e siamo sicuri della salvezza, possiamo giocare con la testa libera e possiamo dire la nostra sicuramente. È un campionato dove si è molto livellato verso l'alto. Prima erano 2-3 le squadre che giocavano per vincere, adesso sono diventate, come dicevo prima, 5-6, e questo diventa bello perché diventa più competitivo. Anche tante giocatrici italiane che stanno crescendo, non solo le nostre ma anche altre squadre stanno tirando fuori giocatrici importanti anche per il movimento nazionale, quindi siamo ben felici di questo e credo che anche tutti gli altri club siano d'accordo con quello che sto dicendo, perché veramente si sta apprezzando il calcio femminile a 360 gradi e si sta vedendo anche del bel gioco. Sì, diciamo che era fondamentale, perché ho detto alle ragazze: se sbagliamo questa purtroppo arriviamo a -6 della Juve. Sapevamo il risultato della Juve, quindi dobbiamo cercare di vincerla per potersi giocare una piccola possibilità nella partita che andremo a giocare poi con la Juve. Sappiamo che sarà molto dura, ma visto che c'è questa possibilità e i sogni ci sono per provare ad arrivarci, quindi cercheremo di giocare con tutto quello che abbiamo, le nostre armi, la nostra spensieratezza, perché ormai a 24 punti siamo salve, quindi cercheremo di mettere in campo quelle che sono le nostre qualità migliori. Non mancate, perché le ragazze hanno bisogno del vostro contributo, del vostro aiuto, del vostro incitamento, perché veramente lo meritano, e dopo vinca il migliore. Speriamo sia una bella partita. Sono molto felice, ovviamente, era una partita difficilissima contro secondo me una grande squadra, e quindi sì, sono felice per il mio gol e per questa vittoria. Ovviamente io dedico questo gol sempre alla mia famiglia e ovviamente lo so che loro una grande squadra tipo termini di tecnica e così, quindi ovviamente nella Serie A non è mai partita facile, quindi abbiamo fatto una grande prestazione. Ovviamente dobbiamo pensare sulla prossima partita adesso, perché quella non è una facile, come non era di oggi, quindi sì, dobbiamo lavorare ovviamente sempre, ma siamo positive e sì, sono cariche per la prossima. Speriamo che quella partita è una partita buona non solo per noi ma anche per i nostri tifosi, e anche secondo me venire mia famiglia, quindi è una speciale perché è la prima volta che dovrò vedere una partita mia fuori a casa, quindi sì, speriamo bene. Io lo so che non è una partita facile, ma tutto è possibile in questa vita, quindi sì, speriamo bene. Allora, la più importante è che mi sento felice, e sono molto felice che sono ritornato con la squadra. Non era un tempo facile per me gli ultimi 3-4 mesi, ma ho lavorato tanto, devo lavorare ancora, perché sì, mi sento bene, ma ovviamente non state il migliore, quindi sì, devo lavorare, ma mi sento bene, mi sento felice, quindi questa è la più importante.